Ho presentato questa mozione per provare a chiudere il cerchio su un argomento aperto da anni, la sicurezza idraulica del fiume Piave. Sono ripartita dall'idraulica prendendo ampio spunto da un documento tecnico di 4 illustrissimi professori universitari delle università venete e poi ho fatto tesoro del lavoro svolto dal commissario straordinario, che ringrazio, riprendendo il contenuto dei suoi decreti. Credo che sia il momento giusto per fare una sintesi con il coinvolgimento del Comune di Crocetta del Montello, le Università Venete, attraverso un tavolo tecnico straordinario che possa contribuire al meglio a definire la progettazione delle opere legate alla messa in sicurezza del fiume Piave, a tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente. Per il nostro territorio la mozione è quanto mai utile, perché da molti anni è stato calato sul nostro territorio una progettazione per la costruzione di una cassa di laminazione in grado di trattenere 40 milioni di metri cubi d'acqua. Lei andrebbe a utilizzare un terzo del comune di Crocetta del Montello, che è una parte di ansa del fiume, bellissima area protetta, SIC ZPS, che però andrebbe creando un impatto non solo in quella irrimediabile in quel contesto, ma poi anche in tutta la vivibilità del nostro comune in maniera totale e anche di tutti i comuni attorno, perché immaginiamo un cantiere per 20 anni. La mozione apre la possibilità ad un tavolo tecnico che sia in grado di dire la propria, cioè rivedere e affrontare in una maniera oserei dire più moderna la visione idraulica che ha determinato quella scelta per la costruzione della cassa.